What's up, Binotters? Come ben sapete io possiedo sia una bici da strada che una gravel e oggi sono in Villiers per una trasformazione a dir poco epica. Infatti sono nel reparto meccanici montatori poco, va bene ragazzi? Sì, soprattutto montatori, per prendere dei pezzi della mia vecchia Iena e metterli sulla mia vecchia, non troppo vecchia Rave. Giusto Luca? Cosa comporta tutto questo? Non lo so. Al momento cinema. Ah no? Scherzi a parte, grazie alla caratteristica principale della Rave SLR, ovvero la sua versatilità, assieme a Villiers ho scelto di trasformarla da quella che era una splendida bici da corsa alla più bella bici gravel sul mercato e forse la più veloce. Occhio qua. Oh! O non è una meraviglia? Bella questa, forse l'avevo già sentita in giro. Ma per fare il primo giro con questo setup e testarla così al meglio, eccomi sulla Treviso Stiglia, ciclabile che dicono fantastica, che non ho mai fatto per intero e che sono troppo curioso di attraversare. Sembra pure segnalata benissimo, Veneto. Ah, a fine video vi dirò un paio di sorpresine, quindi guardate il video fino alla fine, robe succose. Un po' e un po' meno. Ma inizio subito parlandovi degli aspetti tecnici di questo nuovo setup della mia Rave SLR. Come potete vedere il manubrio è rimasto lo stesso, lo zero bar con tutti i cavi integrati. Dalla Iena ho tolto il gruppo Shimano GRX DI2 elettronico a 11 velocità, riciclandolo sulla Rave per il semplice motivo che è una bomba. Dovete provarlo, fioi. È un orologio svizzero creato in Giappone. Vabbè, rende l'idea. Ho mantenuto la doppia corona anteriore semplicemente perché la considero molto più versatile. Non so voi, ma io con le bici gravel mi sono ritrovato a fare degli strappi in salita così sullo sterrato che volevo morire e forse il monocorona a volte è un po' limitante. Questo comporta che le ruote potete montarle al massimo di 35 mm per fare spazio al deragliatore anteriore. Se invece siete amanti della monocorona, sappiate che la Rave può arrivare a montare ruote fino a 42 mm. Altra chicca del Shimano GRX sono le sue manopole. Vi sfido di trovarne così comode sul gravel o comunque sullo sterrato. I pedali sono Shimano XT, scarpe Shimano RX8, che è un po' come comprare uno snowboard a tacchi e scarponi in monomarca. È tutto calzato perfettamente. Conclude il tutto i portaborracce Elite, che probabilmente sono tra i più leggeri al mondo, e le borracce Fly che non si sente neanche quando te bevi. Sempre se non mettete la birra dentro, già successo. Così settata con delle ruote che non sono proprio il top, ma quelle avevo, ha un peso complessivo di non lo so, semplicemente perché mi sono dimenticato di pesarla, ma prometto che faccio un tentativo a fine video. Nel frattempo qui la ciclabile è una meraviglia. Guarda che roba! Ovviamente come su qualsiasi bici potete montare tutte le borse che voi. Oggi io mi sono risparmiato perché è un giretto leggero, 100 km, sempre foncaco. E anche se ve ne avevo già parlato in un video dedicato, il telaio della Rave SRL è monoscocca in carbonio, leggerissimo e reattivo. A differenza delle bici da pura competizione, ha uno stack leggermente più alto e il reach leggermente più corto. In pratica a forcea è un po' più alta e il tubo centrale è un po' più corto per star più dritti e meno in go-by. Però questo non toglie nulla a livello di prestazioni, in quanto è praticamente una bici da corsa trasportata nel mondo gravel. Ma qui scatta la domanda che mi sono posto: come faccio ad affermare che è la bici gravel più veloce del mondo? Beh, non lo dico io,
Quella! Bene o male lo dicono i numeri. Non a caso è la bici che ha vinto la prima edizione della Serenissima Gravel, dove praticamente partecipavano tutti i pro. Ed è anche la stessa con cui Ivan Strick, lui ha vinto la massacrante gara Unbound Gravel. Cercatevela perché è una roba mortale. E staremo a vedere il campionato del mondo Gravel che si correrà in questi giorni, anche se questo video uscirà dopo e non sono ancora un cartomante. Chissà, per mia personale esperienza, cioè quella di un ciclista della domenica, posso affermare che avendola montata con un setup da corsa non aveva nulla da invidiare alle bici che avevo già provato e a quelle top di gamma. Non sarà magari così performante come può esserlo le bici Areo che usano i pro, ma sono certo che una persona normale, una persona media, non sfigà, non noterà alcuna differenza. La vera cosa che però la rende unica è la sua versatilità. Trovatemi in commercio delle bici che riescono ad essere così performanti montate con un setup da corsa e così veloci con un setup gravel. Non ghinè, ma parliamo di costi, il tasto dolente di tutta sta situazione. Ma è qui che scatta la bragottata. Avendola provata in entrambe le versioni, ho capito che non sono costi insostenibili. Momento. Ascoltate il ragionamento qua. Facciamo finta che siate comuni mortali, come me, e non professionisti o gente che comunque è invasata con competizioni, svattaggi, tempi o quant'altro, ma che vogliate vivervi la passione al meglio avendo il massimo che può offrirvi l'attrezzatura. Tanto siamo su asfalto, eh? Ha senso al giorno d'oggi acquistare due biciclette di media gamma per poter fare sia gravel che road bike nel modo che vi sembra più corretto? Sinceramente non lo so, ma penso che una buonissima idea sia fare un investimento iniziale come con questa Rave SLR, con il gruppo e le ruote che preferite. Che ne so, magari potete farvi un'intera estate con un GRX doppia corona e con delle ruote da strada, da 27. Allenarvi sull'asfalto per poi passare alla gravel con l'arrivo dell'autunno, dove tutti abbiamo voglia di prendere meno freddo. E lo so che c'hai freddo, io non ci posso fare niente, vuoi venire un po' in macchina? E dove se non siete sui rulli di certo non è che vi state divertendo in bici, manco sui rulli in realtà. Prendere così il setup da corsa, toglierlo, piazzarci su due ruote da 35 mm e andare così ovunque. Costo totale dell'operazione: 2 copertoni. Ovvio, non potrete mai avere le prestazioni di Lutsenko, di Van der Poel, di Van Aert o di Pogacar, ma sinceramente, in quanti di voi stanno guardando questo video e sono dei professionisti? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se ne trovate uno, salutatemelo. Io credo che una bici simile sia il compromesso migliore per poter far di tutto, sia su strada che su sterrato. E perché no? Se un giorno il gravel dovesse pigliare così strada e le gare dovrebbero aumentare, è la bici da competizione perfetta per eventi simili, con praticamente solo 4 copertoni e non 2 biciclette intere. E se sky risparmiai, Io sono consapevole di essere fortunato e di avere un'azienda come Wilier che mi supporta, ma non ve lo dico per vendervi qualcosa, ve lo dico perché sono cose che comprerei anch'io se non avessi la fortuna che me le facessero provare. Non è altro che la mia esperienza da cicloturista che mi porta a dire tutto ciò, che è teoricamente quello che siamo tutti noi. Svatto. Vabbè che gerva. Occhio che qua bisogna attraversare. Sono fermamente convinto che la bici deve essere divertimento, qualcosa che ci fa star bene, che ci fa sorridere e che ci toglie i pensieri. Le gare e le competizioni lasciamole a chi davvero le sa fare e a chi vive per questo. A me le 2 ruote hanno cambiato un po' la vita, sia per una questione fisica a causa delle mie ginocchia e sia per una questione mentale che mi ha portato a superare dei limiti personali che non credevo possibili raggiungere. Divertitevi fioi, staccatevi dal computer, dalle console e da tutte quelle robe lì che non vi fanno vivere la vita per davvero. Fate sto investimento e vedrete che non ve ne pentirete mai, tranne quando troverete pezzi di salita e vedrete le madonne ovunque. Proprio bella sta ciclabile. Visto che ci tengo, fatemi sapere se questo genere di video vi può piacere e vi interessa. Mi dareste un sacco di supporto lasciando un like, che non vi costa niente, e un commento. Sareste veramente delle belle persone. Alla fine se continuo con il canale YouTube è anche grazie a questo genere di contenuti, che mi piace da morire, però fa una fatica fioi. A robe semplici mai. 100 km. Bene. E per concludere, ma il peso? Roby del futuro, pensaci tu. E con questo strumento di precisione procedo al peso. 8 kg 575 grammi. Ah no? Ma torniamo al passato. Beh, con delle ruote migliori sicuramente il peso sarebbe inferiore. E le 2 sorprese di cui vi parlavo prima? La prima è che avendo la fortuna di collaborare con Wilier e non avendo più una bici specifica per la strada, poi avrò modo di provare qualcosa di nuovo, inaspettato e magnifico. Sono gasatissimo. Mentre la seconda, vi ricordate questo video qui?
Che stecca ho preso! Perfetto. Mi ero rotto il polso. Ci vediamo tra qualche mese. O forse prima. Ah! Avete mai provato a pulirvi il sedere con la mano sinistra? Provate.